Già metto sulla chat perché sennò non vediamo niente. Ok, allora, giusto che si avvia la chat e siamo pronti. Si chiama Dritto all'inferno. Questo ci piace. Ma senza manco pigliare proprio traverso, cose varie, proprio diritto. Si può mettere un po' di luce là. Dritto. Sì, allora, dammi giusto... No, ma pensava freddo. Più che altro perché non... Just Gigolo. Ragazzi, abbiamo finito anche questa avventura Qua insieme. vedete incisione. Ma il plot twist, cioè come inizia? Qual è l'incipit di trama? E praticamente c'è un'azienda che scinde in due il tuo cervello, la tua coscienza. Una è quella solo per il lavoro e una è per la vita fuori dal lavoro. E le due coscienze non sono in contatto tra di loro, ma il corpo è sempre lo stesso. Questo è l'incipit. Ok, me l'hai venduto. Venduto. Grazie. Venduto. Venduto. Va bene. Va Va bene. bene. È Grazie. incredibile. Va bene. Un tripone, una puntata di Black Mirror. Allora, Don Mercury, dia lei il conto alla rovescia. Io seguo lei e avvio anche io. Va bene. Ma buonasera a tutti comunque, a chiunque vedrà. Va bene. Allora 3, 2, 1. Buona visione a tutti, ragazzi. Oi, Settone. Carmine è partito a te? Sì, sì. Ma lui mo se lo sta vedendo da solo, oggi non sta nel watch party. Sì, abbiamo fatto partire in contemporanea. Ah, tu dicevi se era... beh, lui ti ha dato tipo una rovescia, se non c'era partito era anomalo. Abbiamo visto Disney Plus, i casini che ha fatto a volte, quindi Che cazzo. meglio sempre stare tranquilli. Se tu ci sentiamo mo appena finisce qua, anche perché penso che lo dobbiamo fare un'altra volta a sto punto. Mo che finisce qua, ci sentiamo un attimo, stacco un attimo la live così almeno ci aggiustiamo il resto delle cose, così siamo sicuri di ripartire, che mi sta continuando a dare problemi pure OBS per farlo vedere. Tanto dura 58 minuti, leva una decina di minuti, 5 minuti per i titoli di coda alla fine. Non capisco perché si senta basso. Ah no, ok, non avevo messo io bene la cuffietta. Colpa mia. Allora, noi un paio di giorni fa siamo rimasti qui. Un anno fa. Ah, qui è quando è stato assoldato. Ok. Neanche il tempo di uscire di galera che subito ti devi rimettere a lavorare. Cioè, mamma mia. Mazza quanti pinnoli. Sì, butta roba. Butta non serve.
Anche questo è vero. Dai, metti firma, dai. Ok, ha firmato, a posto. Libero, ma adesso poi ne parliamo un attimino. Ma Fisco con un proiettile non lo fermi con... Forse un po' sì. Gli fai un po' di male, gli fai uscire un po' di sangue. Poi però si incazza. Questo? Sì. Dottor Mercuri, siamo pronti? Siamo pronti? Prontissimi, prontissimi. Allora, io mi aspetto il bimbo ragno. Una ragnate così. Una sputazzella. Ah, e ricordiamoci, come avevo detto anche al dottor Mercury, ci dovrebbe essere la post credit. Quindi vediamo. Se c'è, no, no, Logi, no, no. E vedi, stai commettendo errore, stai commettendo. Sì, c'è una post E credit. tu non devi guardare. C'è una post Non credit. devi guardare. No, no, ma di fatto non ho Ma visto. sbagli. Non ho visto. Hai commesso un errore. Ora dobbiamo rimandare Ho la visto... puntata da lì. No, ma io non mi visto niente, è successo niente, che metti dall'inizio? Ah no? Cioè, non ho sentito, qualcuno ha fatto tatara tatara, non ho capito. No, ragazzi, non può uscire. No, ho controllato senza vedere nel dettaglio, sembra che ci sia qualcosa oltre i titoli di coda. C'è qualcosa. Noi dobbiamo vedere quel qualcosa. Soprattutto se ha delle ragnatele. Spider. Un piccolo Spider-Man. Dai. Anche perché dopo No Way Home comunque nessuno si ricorda di lui e della sua vera identità. Però talmente che se ne sono dimenticati che non si è più visto nessun... Vabbè, Wilson non l'ha nominato a inizio stagione, ricordo. Sì, ma tu lo devi far vedere, il bimbo ragno. Bimbo ragno, e lui appare. Non so, siamo in che quartiere sta. Cioè che in questi giorni Civil War me lo rivedo un attimo. Allora, tu ti sei sacrificato per lui apprezzerà il gesto o ti prenderà a cazzotti sulle gengive? Stavo talmente confuso, l'ho visto muovere cose e ho detto ma è diventato cieco, poi mi sono ricordato che sto vedendo Daredevil, mi sono un attimo... L'ha chiamata col nome dell'amica comunque. Si fa questo, la sua ragazza. Senti, lo hanno appena sparato ed è cieco e appena ripreso i sensi, un attimo di pietà perlomeno. Che sangue della miseria. Lui sa, Ecco. punto. Che sa. Lui sa tutto, lui vede tutto e lui scamazza tutti.
Mm. No, perché non ci vire. Mm. Dottor Mercury, non si dice, non si dice. Eh no, è vero, però no. C'è ma non c'è. Mica era buono lui, dai. Voglio aggiustare New York. Ci dammi i soldi e che cazzo me ne fotta a me. Ma come incoraggiare l'omicidio? Però si fa come dico io. Punto. Sono d'accordo, ascolta il tuo parere, ma si fa come dico io. Vabbè. Ah, brutto. Brutto gesto. Brutto. Brutto gesto. Brutto. Solamente lì inerme. Forse Incidenti in ospedale capitano. Una ragnatela. Dai, per piacere. Dai, Arriverà quel giorno. dai, tu sei uscito nel suo film. Se Ricambia. riescono a togliere i diritti a Sony, la parte dei diritti di Sony, liberi da questo. Però Sony i film di Spider-Man effettivamente l'ha fatto comunque abbastanza bene. Quindi forse ci sarebbe da preoccuparsi. Visto che è uscito anche il titolo del Animale nuovo. molto bello. Sony Fa belle cose. C'è sapo fa. Poi fa Madame Web e uno Poi fa vomita. Madame Web. E L'improvviso. Morbius. E fa belle. E Venom 2 e anche un po' il 3, forse anche il primo. Allora. E Kraven, vabbè. Oh. Attenzione. Dimmi chi è contro e ci faccio un bel discorsetto un attimo. Metto la mano sulla spalla e stritolo.
Mm. L'elettricista. Electro? Non è così. Non c'entra. Magari dici tu. A questo Può punto. essere che lui. Sarebbe stato divertente. Sì. Guarisci presto. No, no, ma lì dentro c'è la morte, però. Avvocato, si È svegli. l'amico di, cioè il tipo Sì, di... sì, C'ha la sì, è testa lui, è lui. regolare lui. Per lui. Serpeggia. Anche perché a lui chi lo salva? Ci vuole qualcuno che Non sa. lo so. Ah, aspetta, un'idea ce l'ho. C'è qualcuno che non si vede da un po'. Dici tu, fa un'apparizione ospedaliera. Anche perché è l'ultima puntata, non penso che non si veda. Un altro povettino del pani. Ah, c'è proprio bomba e fa saltare tutto. Però, No, risolvi direttamente il problema. Danni collaterali. ah no, ok. Ah, l'elettricista serve Ah, ecco a cosa serviva. Giustamente, quale copertura migliore di faccio togliere la corrente in tutta la città? È capitato. Kill softly. Kill softly, vai. Provaci. Cioè, Lui già ha sentito. ma Anche perché lui sa vedere al buio al meglio, tu no. a lui non cambia niente. Assolutamente niente. 1, 2. Tipo, Ecco cos'era la scintilla. eroi. Aspetta, ecco che ha fatto il sindaco. Il blackout in tutta la città, così tutti impazziscono. Il crimine e la polizia per questo ha avuto il permesso di agire a ruota libera. Mo fanno tu, mo succedono gli eroi, no, dove sono? Tutti. Gli Avengers. A New York, ma nessuno si è reso conto che manca tutta la corrente e poi iniziano a morire persone. No. Lui è tornato a casa Fatto tranquillamente. proprio. Anche se. È lui. Eccolo là, a È forza. lui. È lui, dottor Mercury. È lui. Certo. E che pure Barbier. Beh, sta bello fresco. Era sulla locandina come ho caricato la puntata, quindi poi uno ci pensa e dice cazzo se non usciva. A chi? A chi l'hai promesso? Era lì. A lui. Tu lascialo fa.
Si fa pulizia di vigilanti stasera. Vediamo, dai. Già rovinata, a posto. Già lo sa e adesso sono in due che lo sanno. Quindi super scena mega action di loro due che sterminano. Vediamo. Va bene, va bene. Me la collo. Dai, mettetevi il costumino Siamo entrambi. pronti. Dai, dai. Siamo pronti, ragazzi. Dai, dai. Sì, sì, sfonda, La porta- sfonda. Vai, la porta sfonda. è aperta. Vai, sfonda, apri, fai tutto, vai. Mamma mia. Adesso vi fate male. Vi fate molto male. Signore e signori, le mazzate. Questo non si fa. Questo è uno sfregio, però. Lui adesso si incazza ancora di più quando lo vede. No, cazzi loro. Ecco. Ecco qua, a posto. Sì, tutti incostumati, sì, sì. Eccolo. Boom. E il primo cervello è andato. Wow, frega cazzi, vai. Ambete. Fate venire rinforzi, così ce ne sono di più. Madonna. Mamma mia. Ah, bellissimo. Madonna, mia, no, no, fermi. E come lo fermi? Sto potendo, Aspetta, sto aspetta. potendo. Vai, vai, Mamma, sto vabbè. cazzo è forte. Su col. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco qua, a posto. Problema risolto. Mamma C'era un problema? mia. Non c'è più il problema adesso. Porca troia. Va bene, va bene. Va bene. Posso dire che ho sborato. Si può dire. Si può dire. È il punitore che fa il punitore in una versione live action, punto. Mamma mia. Quanto cazzo sto sborando? Mandate sui rinforzi. Ecco chi è che ha ucciso. Sono stati loro a uccidere Sì. Ah, Aspetta un attimo, adesso facciamo 4 chiacchiere. E se tu, aspetta. Aspetta un attimo. Bella mentalità del cazzo, però vabbè. Gli spezzerei tutte le ossa. Aspetta. Spezzato? Dovrebbe avergli spezzato il collo che non si muove più. Finita. È una botta abbastanza decisa. Però non lo so, magari no. Magari ha spaccato Sento la dei coscienza. rantolini al sottofondo. Ah no, ok, aspetta. Io l'avrei reso perennemente invalido. E gli avrei detto ora di vivere Aspetta, così. aspetta. Il fondante. Tu? Lui ti spezza tutte le ossa, però c'è un attimo quella linea non la passa. Sparato tu, dai. L'altro il problema non se lo fa proprio direttamente. Lui il problema non se lo fa. Vi menate tutti e due seriamente?
Fratelli in affari. Minchia. Neanche la bomba ha funzionato. Casa. Di nuovo. Ma quello perciò ci hanno messo tutto sto tempo per rifarla. Trova un appartamento libero a New York. Sempre casa comunque, una roba allucinante. Fatto. Posto. Ok, vi siete buttati da un palazzo, va bene. Oh no, ancora, ragazzi, fateli riposare un attimo, perlomeno 2 secondi. Ah, no, aspetta, chi è? Questo è Karen, non mi sa. Sì, Karen. Lo sapeva. Ecco, È proprio lei. ecco. Forza. Forza tutti insieme. Best friends. Sì. Wolverine e Deadpool. Ah. Ui. Ah, ok. Però ha funzionato. Madonna, siamo funzionati. No. Sesso? Gentile, vedi? Però pure tu, dagli un po' incontro, accetta. Ok. Dai Frank, dai una mano. Ha ragione. Questo è il momento investigativo, non so cazzi miei, a me fatemi uccidere le persone. Fate pure una serie sul punitore, No, fatta va, così, magari. va benissimo. Però sta a guardare il capello così. Perfetto. Ho detto uno si deve fare un favore, però portalo a termine, cioè non lasciarmi da così. In realtà nel favore era che l'avessi fatto uscire da lì vivo. Ce l'hai fatto. Quello effettivamente l'ha fatto. Però potesse Fa collare. attenzione, vedi, si preoccupa. Oh, Mamma mi ha detto che voleva venire domani pomeriggio. Mi senti? aspetti.
Sì. Ah, Lui sta diventando figlio di Bottan. Non so a New York come funziona, ma questo si chiama minaccia. non ha tutto a puttana, infatti. Ribadiamo il concetto. I supereroi, dove sono? Dove sono? Cioè, Ok, mi sembra un po' troppo. Brutto gesto. va. Attenta che lui bomba, eh. Stai attenta sempre. Minchia. Aveva trovato la legge che bloccava il piano di Frisk. Wilson Frisk. Fisk. No, è Frisk però pure è bene. Vuol dire che è fresco. Sì. Fresco. E questa cosa lo avrebbe bloccato completamente, quindi per forza doveva sparire. Eh no. Aveva trovato un bottino. Tu entri lì dentro, fai proprio tutto, è tutto legale, ma non è niente legale.
Si è incazzato. Ha preso il fucile. Incazzato. Ma lui è sempre incazzato. Sì. No, però mo è più incazzato ancora. Sì, sì. Potremmo azzardare molto nervoso. Molto Sì, nervoso. sì. Molto Confermiamo in nervoso. diretta molto nervoso, sì. Vabbè, sangue incredibile. Mamma di Pompei. Però lui si assicura che non si rialzino. Capisci? Allora lui, sapendo quanto gli farà male, dice io lo uccido così non lo faccio soffrire Faccio una almeno. Oh. Ragazzi. Sbagliato. Sbagliato. Poi stanno pure dietro. Certo, aspetta, parla. Aspetta. Quanti erano? Un bel po'. Però lo zio stanno un attimo. Sì. Troppa gente, lo zio. Troppa gente. Aspetta, aspetta. Lo scudo umano. Ma no, la cockshot. Lo scudo umano, tienilo che Fatto. torna utile. Aspetta, fai risolto in un altro modo. Aspetta, aspetta. Questo si è sentito. Il pompa, lo zio. Bimbo Ragno, intervieni, questo è il tuo momento di gloria. Adesso devi apparire, non appare. E comunque ne ha uccisi tipo 10. L'hanno preso. Oh no, gli ha fatto avere il nome. No. No, l'ha venduto. Ha fatto uccidere una persona buona. Vergogna su di te. Mario non c'è. Mario non c'è. Un po' di cacarella. E vabbè. Capo è astuto, è già capito. Che situazionaccio. Lui si è trovato il modo legale di fare la cosa che vuole fare, avere una zona dove comandare e vendere. Caracas. Sì, fa di Cioè, voi state tutto. usando delle fascette per bloccare Punisher. Per ne devi essere due a braccio, giustamente. Allora, Sborone lui mo, dov'eri quando i tuoi colleghi venivano uccisi? con degli adepti, praticamente. Sì, sì. La violenza genera violenza. Ragazzi, pestate il vecchio capo.
Che se- Ecco. Ecco qua, Mamma mia, lui è che- tornato. Mamma mia. No. Porca Eh, sta spaccando la testa. Dio Cristo. Oh, Porca oh, porca la miseria. boia. Ma c'è Madonna. fatto male. Cioè, sulle mani c'è un po' di ketchup. Allora, lo zio ha spezzato, cioè, No, penso che è tutto a posto. Carmine, c'è dei dubbi? morto. Ma No. Ok. non so, vorrei rivedere dal VAR. Penso, Al VAR. penso che il messaggio sia stato chiarissimo. Chiarissimo. Oh, sei con me o faccio fare una magia? Va bene. Fa Non mi morire. aspettavo che la facesse vedere in questo modo. Ci vuole un aiuto. Frank è bloccato. La scena viene da sé. Non ce la puoi fare da solo. Serve un aiuto. Serve qualcuno. Oye, te lo sta dicendo. La trama sta spingendo lì. Deve apparire qualcuno per forza. Sei pure mezzo cianca. Dove vai? Aspetta che... Aspetta. Aspetta, aspetta. Cerca Spider-Man. Sì, vai, assolda. Assolda Spider-Man. Poi ci sono anche gli altri, però noi la curiosità vogliamo vedere un attimino lui. Inizio. Finito. Vinta la guerra? Ed è venuto giorno. Ok. Tornata la corrente. New York si sveglia. Il capo della polizia non c'è più perché ha avuto un attimo una torsione, un po' di torcicollo.
Fan fan fan. Minchia. Accetto. Fatto. Aglia. Ai 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 ai. Aglia. Aglia. A portata di mano. Te la posso uccidere in ogni minuto, momento e secondo. Fai il bravo. Lui deve morire, mi hai rotto i coglioni. Non sopporto più. Salve. Salve. Popolo di York. Perché ho pagato il tecnico. Questo però non... Un po' di mal di testa. Questo però è un problema. Mamma mia. Non sorridere. Non sorridere. Non ci provare proprio a sorridere. Bambino. No, Bambino. Bambino. Ha detto pure lui. Bambino. Questo è piccolo del Sì, sì, è lui quando era piccolo. Young David. Incontrare Spider-Man. Sì, ho fatto bene. Però poi è ancora vivo, quindi non è successo Sì, niente. potentissimo. Perché ha cambiato casa di produzione, capito? Ok, chi c'è mo qui?
Ah, questo è il bar di fiducia. Ok. Ci sono- Questo è la base della resistenza. Sì. Accidenti. Fratello. Bimbo ragno. Allora il cameo grosso Ah, è nella aspetta, seconda aspetta, stagione. Oh, 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 oh. Hanno preso anche lui. Ha preso anche lui. Chi è contro di lui viene fatto sparire in maniera soft all'inizio. Se cambi a bene, se no Quindi vieni... c'è anche lui. No, tu qui dentro non stai bene. Tu devi organizzare grande evasione da qua dentro. C'è un piano ancora più sotto. Ah, Quello ormai è diventato un quadro, capi? Il sangue dell'amore. Cioè, gli ho spaccato la testa, ma l'ho fatto per te. Questa è la prova. Sì, sì. Vedi, guarda quanto è romantico. Scusa, in amore bisogna condividere quello che più si ama? A posto, fatto. Non sorridere per piacere. Fai paura. Non sorridere. Tu eri buono, giovane e puro, sei diventato grande figlio di Bottame. Tu e chi? Eh. Mo, come ti muovi e fai una cosa che a loro non va bene? È C'è finita. un casino. Finita. Cosa? Buzzare. Tu potresti tornare utile. Lui potrebbe fare un pochino il buono. Frank? Che cosa hai visto? Hai visto qualcosa? Cosa di interessante? Basta. Questo sindaco non è buono. Hai bisogno però di aiuto. No, ragazzi, passa qualcuno da fuori e siete sgamati subito. Ancora di più così. Con i darkness. Ora è full concentrato. Allora, Va bene. va bene. Va bene. Va bene. Ma dobbiamo aspettare. Allora. Mentre se volete approfittiamo. Magari toglimi il push to talk da allora abbiamo Allora, aspetta. Sì. Ok. Dottor Mercury, lei c'è? Datemi un secondo. Ok. Oh, aspetta, Fermi. aspetta, Pippo Baudo. Posso credere. Di Francesco? No. Tu sai che stai per morire. Non gli dare la mano. Non gliela da. Non gliela dare. Ecco. Gli hai dato la mano. Ah. Ah.
Un problema si è risolto. Lui già è uscito, è durato pochissimo la sua prigionia. Va bene. È durata pochissimo. Aspettiamo almeno una prima puntata dove andiamo a salvare. Risolto. Risolto. Va bene. Finito, finito? C'è più niente, c'è una sorpresa. Allora. Questo Marvel Studios. No. No, finito, finito. Finito. No, Va finito, bene. finito. Allora, No. ragazzuoli belli. Allora, Dottor Mercury. No, no, Cetti, c'era solo inizio post crediti. Solo questa. Dottor Mercury, lei cosa ne pensa? Visto che abbiamo detto all'inizio andiamo molto scontenti e tristi per quello che potrebbe succedere, qual è il suo voto finale? Sono molto soddisfatto. Molto Ok. soddisfatto. Ok, va bene. Vabbè. Un voto all'ultima puntata e alla prima stagione in generale, visto che la seconda Vabbè, è stata pure questo no. confermata, quindi... No, ma è pure finita, quindi la devono solo mandare in onda. Mi hanno pure fatto le riprese. Beh, io direi che un 8 ci può stare. Ok, vabbè. Cioè, onesto. Poi, Don Qualche- Enrico, qualche buonasera. piccolo- Buonasera. qualche piccolo scivolone ogni tanto di stronzatine. Sì, ma che le sa di... Sempre Ma stati se... comunque Allora, nel mondo fantastico Sì, dottor Mercury, ma- si ricordi nel fosso in cui eravamo con la qualità di alcune Mamma cose mia. uscite? Quindi già che si è arrivati a questi livelli, mamma va Ducarmela. benissimo così, va benissimo. No, va benissimo io così. personalmente... Siamo molto contenti. Siamo io, Andrea e Aurora. Buonasera. Buonasera. A me personalmente la stagione in sé mi è piaciuta molto. Ok. Io però voglio andare un poco meno del Dottor Mercury solo per una cosa, quindi io gli do 8 meno. Ci do questo meno per un Va semplice bene. motivo, molto chiaro. A parte i piccoli, vabbè, manco troppo scivoloni, diciamo le cazzatelle, infatti, perché forse scivolone non è proprio il giusto. Scivolone, per esempio, è Miss Marvel. Quello. No, quello è un lungo scivolone là in quel caso, però è She-Hulk, diverso. Capitan Marvel, però non parliamo di merda. She-Hulk. Allora, l'unica cosa che un po' mi urta, come ho anche detto prima, quando per me almeno di mio gusto fai un evento nel luogo di ambientazione del supereroe in sé Ok. e non è più un piccolo evento problematico, ma diventa un evento come questo di scala più grossa, come un'intera città piena di poliziotti corrotti che massacrano gente e gente che fa rapine e cose varie, mi risulta molto difficile in quei momenti, diciamo, ambientarmi meglio nella cosa, perché ritengo sia veramente impossibile che in una situazione del genere non c'è un fottuto personaggio eroe che faccia una Allora, aspetta, sta cosa è un attimino pure spiegabile questa qua. Questo è sempre stato il problema di sempre Eh, della Marvel. però perché in ovvio, alcune cose stanno meno. facendo un film, una serie, Perché tipo negli Avengers, quando fanno i film dei supereroi grossi, ma visto che c'è succede sta. sempre tutto, ok, ma il film degli Avengers è il film degli Avengers. capì? Visto che succede sempre tutto a New York, chiaramente non possono mai farti vedere. Allora, quello il che punto è vorresti che vedere. comunque sì. lato esterno non ci sono stati collegamenti certi. Noi sappiamo che Murdoch conosce Parker, non sa più che è Spider-Man, No. quindi agganci per informare qualcuno degli Avengers o qualcuno al di fuori, perché alla fine nell'ultima puntata c'è l'alleanza ribelle che in privato, in segreto, cerca di andare contro al sindaco che è il potere, e giustamente al di fuori di New York, anche persone che non la vivono e non la frequentano, chi cazzo ne sanno in realtà chi è Fisk e tutto quello che ha fatto. Questo sì. Quindi su quel punto di vista Principalmente lì, accade tutto sempre a New York. sì, Esatto, vabbè, sì. a New York ci volessero 150 supereroi al ci giorno che stanno. pattugliano, e ci sono, però poi si spostano perciò- nel mondo e succede un problema. Diciamo, forse io avrei ridimensionato un po' la cosa, più che all'intera città avrei fatto questa cosa magari un po' più in scala minimamente ridotta, per dare più un senso street, piuttosto che l'intera New York è tutta quanta senza corrente e succede di tutto. Forse avrei ridotto solo un po' questa cosa qua, appunto in una scala un po' ridotta, però è stata una cosa per me su un'intera puntata di legnate, sangue, crani Allora, che spaccati. voto gli dai? 8 meno. 8 meno. 8.
Quindi io sono contento, di base proprio. Spero Allora, che io la gli do seconda- un 9 meno, che Tu su hai detto un questo 9 meno? prodotto qui a Disney ti voglio dire, brava, brava, Mm. brava. Sì, sì. Quindi voglio sperare che la seconda stagione sia sullo stesso mood, anche di violenza con colli spezzati e teste. 77 su 900 è un È po' una poco, scala, cioè, no, è una scala particolare se ci molto pensi. poco, molto poco. Va bene. Quindi speriamo nella seconda stagione Sì. e che esca presto. Allora, noi ringraziamo il buon Mercury e vedremo cos'altro trovare da vederci insieme a questo punto, così uniamo l'utile al dilettevole. Quindi noi mo Certo. adesso stacchiamo un attimo per sentirci con Setti e poi vediamo a breve come tornare in live. Quindi grazie mille a Dottor Mercury e a dopo. Grazie a voi.